2 giorni di studio per approfondimenti e proposte che hanno impegnato 500 delegati della CISL del Veneto. Un congresso che ha espresso anche la nuova segreteria che governerà la CISL regionale per i prossimi 4 anni. Al di là delle funzioni statutarie, il congresso è stato chiamato ad insistere sulla necessità di ridare valore sociale al lavoro. In particolare, in questo momento di crisi, è stato detto, è necessario costruire una cultura fondata sull'equità sociale. È possibile ricostruire un'economia per la persona, dove la persona si esprime fino in fondo la sua personalità e la sua vocazione non solo a sostenere se stesso e la famiglia, ma anche a costruire comunità. Oggi è possibile e se questa è la chiave, tutto ciò che le persone fanno consapevolmente in una realtà amica, in una realtà appunto positiva, tutto ritorna positivamente anche a favore della realtà più importante, del collante più importante per le comunità, che è la famiglia. Il ruolo del sindacato, della CISL in particolare, è spingere verso la cooperazione. Non a caso il nostro slogan è "La CISL unisce", almeno spero di unire le realtà più importanti per spingere a che possano avere dei risultati solo attraverso non il polverone, il litigio e ricercando nell'altro ciò che deve soddisfarci, ma attraverso l'impiego di ciascun talento che ognuno possiede. I numerosi interventi hanno avuto una convergenza sostanziale sul principio che di fronte alla crisi i lavoratori della CISL sono chiamati non solo a rispondere alle emergenze ma anche operare per favorire modelli diversi di gestione del lavoro. Oggi nella riproposizione del modello di sviluppo a fronte di un modello fondato sulla finanza che attraverso la carta moneta ne produceva altro, abbandonando invece la centralità del lavoro e quindi della persona, è possibile rielaborare uno schema che permetta a ciascuno di lavorare, costruendo anche comunità, non di lavorare per distruggere, come è successo, comunità.